De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 129. Alla corte di Gengis Khan. Ping! Pong! Eccoci, grande, immenso, superbo! Va bene, va bene. Ditemi, chi è questo Perry Sniff? Perry Sniff è un grande investigatore. E cioè? Ha smascherato tutte le spie della reggia imperiale. Ma si può sapere quanti Perry Sniff ci sono? Esistono dei falsi. Giustiziateli! Sono fuggiti. Allora trovateli, altrimenti giustiziatevi! Pagine 130-131. È arrivato un ambasciatore del paese del sole calante. Chi è? Dice di chiamarsi Porco Malo. No, non Porco Malo. Marco Polo è il mio nome. Ma è già venuto uno che si chiamava così. E non ti assomiglia affatto. Accidenti, sono arrivato tardi. Era mio cugino e ti manda i suoi saluti e un omaggio. Vediamo subito gli omaggi. E ti manda questo cavallo. È bellissimo! È un cavallo lipizzano. Sa fare esercizi sorprendenti, sa perfino danzare. Molto bene. Organizzerò una grande festa per i miei amici di Gioca e Suona. I suoi amici se la sono cavata anche questa volta. Le mie spie, i falsi Perry Sniff, non sono serviti a niente. Non ci si può fidare di nessuno. Hai detto qualcosa? Dicevo che sarò felice di partecipare alla tua festa. Molto bene. Conducete nelle stalle imperiali il mio cavallo... la Pizzano! Lipizzano, maestà. Ma non ha un nome! Un nome? Sì, si chiama Gaetano. Gaetano Cavallo Lipizzano. Guarda, sa andare al passo. Al trotto. E al galoppo. Benissimo! Sarà una grande festa! Pagina 132. Mi piacciono questi kimono. A me no! Guarda, sono ridicolo vestito così! Cirillo, non possiamo andare alla festa senza questo costume. Ma si può sapere di che festa si tratta? Ci sarà una grande sorpresa. Un personaggio misterioso è arrivato dall'Occidente e l'imperatore vuol fare onore ai doni che ha portato. Sei pronto? Sì, Ebbene, allora passiamo a prendere il capo e gli altri. tutti col kimono!
Si dia inizio alla festa. E di che cosa si tratta? Aspetta e vedrai. Fate entrare Marco Polo! Fate finta di niente. Questo cavallo è molto abile e intelligente. È stato istruito per andare al passo, al trotto e al galoppo. Ora eseguirà 4 esercizi e voi indicherete nei quadratini l'ordine esatto in cui sono stati eseguiti. Ed ecco a voi Gaetano, cavallo lipizzano. Primo esercizio. Secondo esercizio. Terzo esercizio. Quarto esercizio. Vediamo se qualcuno ha indovinato. Io lo so! Bene, ma attento a non sbagliare. Allora non lo dico! E su, Cirillo, non avere paura. La sequenza giusta è 2, 1, 4, 3. Bravo, Cirillo. Vediamo i prossimi esercizi. Non ci sono prossimi esercizi. Questo è tutto. Come sarebbe tutto? E non so cos'altro fargli fare. Guardie, arrestatelo e giustiziatelo. La festa non può finire così presto. Non mi sono ancora divertito. Un attimo, grande Gengis Khan. Se mi dai qualche minuto ti preparo io un bel giochino. Va bene. Ti concedo qualche minuto, ma non un minuto di più. Se mi eviti questa figuraccia di fronte ai miei sudditi, sono disposto a esaudire ogni tuo desiderio. Pagina 133. Caro Solfagio, è per me un grande piacere incontrarti qui ed esserti utile. Non mi serve il tuo aiuto. No? E allora cavatela da solo. Un attimo, facciamo una tregua. Mi sembra una proposta ragionevole, ma a una condizione. Parla. Devi smetterla di intralciare gioca e suona. Ti prometto che per i prossimi 200 anni non intralcerò gioca e suona. Hai detto 200? Sì. Mi basta. Grande Gengis Khan, sono pronto con il prossimo gioco, però vorrei far divertire anche i bambini a casa. Mi permetti di spiegare loro cosa devono fare? Allora, bambini, per prima cosa ritagliate dal cartoncino numero 17 i rettangolini con i cavalli azzurri e con i cavalli rossi. Dovrete incollarli nelle caselle vuote a pagina 133, partendo dall'alto. Ma attenzione, non vanno incollati a caso. Vi faremo ascoltare 6 musiche che accompagnano gli esercizi e quando vi sembrerà di riconoscere una musica per il trotto, incollerete un cavallo azzurro. Quando invece riconoscerete una musica per il galoppo, ne sceglierete uno rosso. Esercizio numero 1. Esercizio numero 2.
Esercizio numero 3. Esercizio numero 4. Esercizio numero 5. Esercizio numero 6. Ah, ecco la soluzione. Numero 1, galoppo. Numero 2, trotto. Numero 3, galoppo. Numero 4, galoppo. Numero 5, trotto. Numero 6, trotto. E adesso? Per preparare un altro gioco ho bisogno di qualche minuto più qualche altro minuto. Perché allora non invitiamo Cristina e Cirillo a cantare una bella canzone? E mentre loro cantano, i bambini potranno ritagliare dal cartoncino numero 17 i pentagrammi e tenerli pronti per il prossimo gioco. Va bene. Ti darò qualche minuto più qualche minuto, ma non un minuto di più. Mi basta. Ma intanto voglio sentire la canzone di Cristina e Cirillo. Ti accontentiamo subito. Pagine 134-135. Canzone di Cristina. Lassù nel cielo volerai. Cristina, credi che riuscirò anch'io a volare nel cielo? Ma certo, ti piacerebbe? Certo, ma sono un po' cresciutello. Ma no. Su nel grande cielo blu un pony vola e va, che dolce volo fa. Tu vorresti star lassù in groppa al pony che adesso su nel cielo è. Se al pony penserai e gli occhi chiuderai, lassù nel cielo volerai. Voli, voli in alto e con un grande giallo in groppa al cavallino sei già. Oh, ora puoi volare, dai, corri e salutare il sole che risplende laggiù. Su, su, più su, ancora più su. Tu saluti il sole con due capriole, il pony su una nuvola va. Dalla nuvoletta il pony senza fretta poi vola, vola ancora più su. Bello star lassù, che dolce brezza c'è, volare bello è. Tu vorresti star lassù, in groppa al pony che adesso su nel cielo è. Se al pony penserai e gli occhi chiuderai, lassù nel cielo volerai. E ora via con la tastierina.
già. Ora puoi volare, dai, corri a salutare il sole che riflette laggiù. Su, su, più su, ancora più su, sempre più su. Tu saluti il sole con due capriole, imponi su una nuvola va. Dalla nuvoletta imponi c'è sopra il topo, poi vola, vola ancora più giù. Su, su, più su, ancora più su. Pagine 136-137. Questo è un Gran Prix, cioè un Gran Premio. Il nostro cavallo lipizzano dovrà superare 5 ostacoli. Fate attenzione perché Gaetano non terrà sempre la stessa andatura. Andrà al passo, al trotto o al galoppo, a seconda degli ostacoli che incontrerà. E intanto l'orchestra lo accompagnerà con delle musiche adeguate. Vincerà il primo premio chi riuscirà a incollare sulle caselle vicino agli ostacoli pentagrammi ritagliati dal cartoncino numero 17 e corrispondenti alle musiche eseguite. E quale sarà il primo premio? E il primo premio sarà la nostra libertà. Ma voi siete già liberi. La nostra libertà è nel 2000. Capisco. Vi affiderò al grande mago di corte, che provvederà a rispedirvi nel 2000. Ma prima dovrete meritarvelo vincendo il Gran Premio. Primo ostacolo. Secondo ostacolo. Terzo ostacolo. Quarto ostacolo. Quinto ostacolo. Ecco la soluzione, Gengis Khan. Vediamo. Galoppo, passo, trotto, galoppo, trotto. Ho proprio paura che sia esatto. La parola di Gengis Khan è sacra, perciò vi lascio liberi di ritornare al futuro. Ma un po' mi dispiace, perché con voi mi sono divertito. Pagine 138-139. Le canzoni di Gioca e Suona. John Brown. Anche questo viaggio nell'antica Cina ci ha insegnato a conoscere meglio la musica. Non vi siete accorti di una cosa? Guardate bene come sono scritte le note del galoppo. Dopo la prima croma c'è un puntino. Vuol dire che la nota è un po' più lunga della sua durata normale. E la nota seguente ha una tacchettina in più. Vuol dire che è un po' più corta della croma. Ascoltate questa canzone, che sicuramente conoscete. Ci troverete tanti gruppi di note con il puntino come quelle del galoppo. Ma l'anima vive ancora.
Pagine 140-141. Il teatrino di Gioca e Suona. Turandot. Visto che ci troviamo in Cina, bene, in Cina resteremo. La storia che vi racconterò riguarda la principessa Turandot e un principe di cui non posso svelare il nome. Questa volta farò uno strappo alla regola e vi dirò la morale della fiaba prima di raccontarvela. L'amore può vincere ogni ostacolo e trasformare la malvagità in bontà. Volete sapere come? E allora sipario! La principessa Turandot era bella, anzi bellissima, ma fredda e crudele. Aveva giurato di vendicare una sua ava e rifiutava ogni offerta di matrimonio. Solo chi avesse saputo rispondere ai 3 enigmi che i saggi Ping e Pong avevano preparato avrebbe avuto in sposa la principessa. E se non sapevano rispondere? Il premio di consolazione era quello di consegnare il malcapitato pretendente direttamente al boia, che con un'affilatissima lama gli tagliava con perizia la testa. Popolo di Pechino, la legge è questa. Turandot la pura sposa sarà di chi di sangue regio spieghi 3 enigmi che la proporrà. Ma chi affronta il cimento e vinto resta, porge alla scure la superba testa. Ma Turandot era talmente bella che nonostante tutto ben 12 principi avevano tentato di superare la prova ed erano finiti nelle mani del carnefice. Ma un giorno si presenta un principe misterioso. Nessuno conosce il suo nome. Anch'egli accetta la sfida, affascinato dalla bellezza e dal mistero di Turandot. Cosa volete? L'uomo ama spesso sfidare il destino. Il principe misterioso decide contro il parere di Liu, che segretamente lo ama, e del vecchio padre, di sfidare Turandot. Sei in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso tu dolce mia fanciulla m'ascolta. Viso
Un colpo di gong è il segno della sfida. Il principe afferra il pesante martello e... La folla corre per assistere alla fine dell'ennesimo pretendente. Come d'incanto, ecco apparire Turandot e la sua corte. Un silenzio improvviso cade sulla piazza. Un gesto di Turandot apre la sfida. Il più saggio tra i saggi pone il primo enigma. Tutto il mondo la invoca, tutto il mondo la implora. Sai tu dire, principe misterioso, cos'è? La speranza. La speranza. Se ti perdi o trapassi, si raffredda. Se sogni la conquista, avvampa, avvampa. Sai tu dire, o principe misterioso, cos'è? Il sangue. Il sangue, il sangue, il sangue. Se libero ti vuol, ti fa più servo. Se per servo ti accetta, ti fa re. Il gelo che dà fuoco, che cos'è? Un silenzio profondo segue alle parole del saggio. Anche il principe misterioso tace. Poi improvvisamente, rivolto a Turandot, esclama. Ora non potrai più sfuggirmi, principessa. La soluzione di quest'ultimo enigma è il tuo nome, Turandot. Potete immaginare la rabbia di Turandot, che ora si vedeva costretta a sposare il vincitore. Anch'io, dice il principe misterioso, voglio metterti alla prova. Se entro l'alba saprai il mio nome, rinuncerò alla tua mano e potrai consegnarmi al boia. La principessa non se lo fa ripetere 2 volte, sguinzaglia i suoi uomini per la città.
Anche la povera Liu, che ama il principe, viene sottoposta a crudeli torture perché riveli il nome del principe misterioso. Ma Liu, per non tradire l'uomo che ama, preferisce morire. Anche Turandot è turbata dal gesto di Liu. Ma com'è possibile che si possa donare la vita per amore? Ma il principe misterioso non vuole la mano della principessa senza il suo amore e gli rivela il suo nome. Il mio nome è Calaf. Ora sono nelle tue mani. Potrai consegnarmi al boia. All'alba la folla attende gli eventi. Turandot annuncia di conoscere il nome del principe misterioso. Sì, conosco il nome di quest'uomo. La sua vita è nelle mie mani. Il suo nome è amore. Così si conclude la storia di Turandot. Ancora una volta l'amore ha vinto. Ma sarà così solo nelle fiabe? Pagine 142-143. Le interviste di Cristina. Il registratore.
Ragazzi, questa intervista potreste farla anche voi. Voi chi? Ma i nostri amici di Gioca e Suona. E perché? Perché i bambini amici di Gioca e Suona, per giocare con noi, usano il registratore. Allora sanno già tutto. E sanno come si usa, ma forse vorrebbero sapere qualcosa in più. Non so se sarà possibile svelare tutti i miei segreti, ma ci proverò. Questa scatoletta nera così piccola è piena di transistor, motorini, testine di registrazione e di smagnetizzazione, e altoparlanti, e microfoni, e amplificatori, e... Un momento, fermati. Io non volevo che tu mi facessi un elenco di quello che hai dentro. Parlami piuttosto delle tue origini. Questo è già più facile. Il primo uomo nella storia dell'umanità che riuscì a incidere e a riascoltare la propria voce fu il signor Tommaso Edison. La sua macchina non era un vero registratore, si chiamava fonografo, che significa scrive il suono. E infatti, attraverso un imbuto, scriveva il suono su un rullo di cera e poi con una punta di metallo poteva riascoltare la propria voce. E quali furono le prime parole che egli pronunciò? Le prime parole ripetute da una macchina furono quelle di una breve filastrocca. Mary had a little lamb, eccetera, eccetera. Mary aveva un agnellino, con la lana bianca e bella. Ovunque Mary andava, l'agnellino la seguiva. Ma passò molto tempo prima che dal fonografo si arrivasse al registratore o al magnetofono. Magnetofono? Qualcuno mi chiama magnetofono perché funziono con il principio del magnete, o per essere più chiari della calamita. E spiegati meglio. Il nastro che passa davanti alla testina e che è contenuto nella cassetta è fatto da un supporto di plastica molto sottile, su cui si trovano tanti piccolissimi pezzettini di ferro tutti messi in fila come tanti soldatini. Sono loro che si magnetizzano e conservano il suono. Mi faresti un esempio? Non solo ti farò un esempio, ma attraverso gli esempi potrai anche comprendere quanto io sia utile. Introductory dialogues. Mr. Jones, good morning. Good morning, Jeff. Where's your bicycle? Sorry? You usually come to work by bicycle. Not today. It's too cold. I see. I woke up this morning, I looked out of the window, and I thought, today is a day for the underground. Était inépuisable. Certainement, mais désormais on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. Oui. ¿Qué tipo de piso le interesa? Uno de 4 habitaciones. En este edificio nos quedan 2 pisos de 4 habitaciones. Uno en la primera planta de 98 metros cuadrados, con 16 metros cuadrados de terraza, por 8,5 millones. ¿Tiene parking? Sì. E non basta. Pensa che anche molti computer funzionano con lo stesso sistema. E cosa mi dici dei tuoi fratelli maggiori? Chi? I magnetofoni da studio di registrazione? Quelli sono dei giganti e non sono così facili e comodi da usare come me. Vedi, tu adesso puoi premere un pulsante e registrare tutti i suoni che ti circondano. Ma cosa succede laggiù? Andiamo a sentire.
Pagina 144. Figli dell'impero del sollevante, cinesini e cinesine, io mi trovo in questa pubblica piazza della città di Pechino per offrirvi una meraviglia dell'Occidente. Voi vi domanderete, quale meraviglia? Eccola qua, guardate questa piccola scatola. No, non serve per curare il mal di denti, il morbillo, la scarlattina, il raffreddore o qualsiasi altra malattia cinese. No, questa piccola scatola serve ad ascoltare la propria voce. Tutto ciò che voi dite viene catturato da questa scatola e ripetuto tutte le volte che volete. Ma io non sono qui per vendere patacche. Chi vuole provare? Tu? Ma tu sai suonare o cantare? Bene, allora facci sentire qualcosa. E ora ecco il miracolo, ecco la grande magia. Io premo questo tasto e... Ehi, Solfaggiù, cosa fai qui? Levati, ragazzina, e lasciami lavorare. Hai sentito? Ho sentito. La compriamo? La compriamo. Quanto costa la tua scatola? Costa quanto un viaggio di ritorno nel paese del sole calante. Va bene, ma ci devi spiegare come funziona? È semplice. Voi premete questi pulsanti, poi questo e poi quest'altro. Questo è facile. Ci devi spiegare come funziona dentro. Dentro? Veramente è una magia, perciò non posso. Come funziono dentro? Tutti mi chiamano registratore, ma il mio vero nome è magnetofono, che vuol dire suono magnetico, cioè suono registrato col sistema della calamita. Vedete? In questa cassetta c'è un nastro magnetico. Su questo nastro ci sono tanti piccolissimi pezzetti di ferro, tutti disposti in ordine come tanti soldatini. Sono loro che conservo. Cos'è successo? Si sono esaurite le batterie. Adesso Solfaggiù sei cacciato in un bel guaio. Niente, basta cambiare queste. Accidenti, proprio adesso dovevano scaricarsi. E tu cambiali. Ma io non ne ho altre. Arrestate questo ciarlatano. Un momento, ecco, prendete queste e vedrete che funzionerà. Grazie. Tu sei molto gentile. E tu sparisci dalla Cina se non puoi finire a coltivare il riso per tutta la vita. È possibile che io debba essere sempre tolto dai guai da questi di gioca e suona? Se va avanti così mi costringeranno a diventare buono. Sarebbe una vera rovina.